sul mare, sono tele ad olio, la pelle che voglio, i colori li suggerisce il cuore, tra le note e i profumi qui a Siracusa, dipingo gli spazi con occhi di ghiaccio e piangono lacrime nuove le stanze. Dal vento ho preso il ricordo di un uomo ferito tornato a volare. Buon compleanno amore mio, è da molto tempo che non passi di qua. Buon compleanno amore mio, dov'è finito il nostro addio tra le pieghe di un libro? È una canzone d'amore, è una canzone E abbiamo aperto con questo Buongiorno amore mio, questa bellissima canzone dal cantautore che è stato anche ospite, che è una persona fantastica, Lorenzo Cittadini, con questo live molto bello. Ma non ne andiamo fuori, anche ieri avete sentito un altro femminicidio, una persona veramente massacrata di botte dal marito. Io non riesco a capire, non finiamo più cosa sta succedendo, perché veramente poi sono storie che coinvolgono tutta la società, la comunità. Ecco, cosa possiamo fare per fermarli? Niente. Non possiamo fare niente perché abbiamo le leggi che non tutelano la donna. Non la tutelano. È inutile parlare di prevenzione se la prevenzione non si mette in atto e si fa qualcosa. È inutile che facciamo le panchine se non c'è il dopo panchina. Non è così semplice per queste donne lasciare tutto e dire me ne vado. Sono donne ancora che devono riuscire a capire come sarà il loro futuro anche lavorativo. Ma vogliamo renderci conto che forse qualcuno deve intervenire perché i numeri sono veramente incredibili tra quelli dei morti sul lavoro? Avete sentito ieri anche Monica Battistetti, questa famiglia incredibilmente colpita dalla perdita di questo adorato figlio Mattia. Prossima udienza sarà fra un anno, a gennaio, fra un anno. Cioè, dopo tante udienze, un anno ancora, quando si sa benissimo la verità, non è che non si sappia la verità. Allora, saluto subito i miei graditi ospiti. Abbiamo in presenza Guido Bertolazzi, capogruppo Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Treviso. Grazie Guido Bertolazzi, ci conosciamo da una vita, una persona per bene, una persona soprattutto mite e disposta al dialogo, cosa importantissima, alla mediazione, devi mediare specialmente in politica. E saluto anche Katia Maccarone, sindaco di Campo San Piero, secondo mandato centro-sinistra. Buongiorno sindaca, sindaco o Buongiorno, sindaco? Mirella. Stiamo attenti qua perché bisogna chiedere cosa vuole essere chiamata. Sindaca, andiamo con brava. quello che va di giusto, moda. perché il femminile che se hai, no, Io non mi ce l'ho. firmo il sindaco.
Sono Ma d'accordo. non è un problema sostanziale. Brava, esatto, non è quello Grazie il del vostro problema. invito invece. Brava. Allora, succede una cosa strana comunque a Sveglia Veneti. Mentre in tante situazioni e anche di dibattiti il centro-sinistra col centro-destra sono in disaccordo, si insultano, gridano. Qui a Sveglia Veneti va sempre d'accordo. Non so se succederà anche a questa mattina, però condividono le idee. Non so cosa succederà stamattina, sindaca Maccarone, lo dico anche a Bertolazzi, ma di solito funziona così. Tanto è vero che dico, ma siete sicuri che vi state parlando? Però mi fa molto piacere avervi ospiti. Allora iniziamo proprio dalla politica e partirei proprio dalla sindaca Maccarone. Questo centro-sinistra, questo PD 5 Stelle e altri che si sono aggiunti, che hanno fatto una coalizione, hanno vinto, ma soprattutto ha vinto questa donna che ha esordito dicendo che la sua priorità sarà la sanità. Cioè non è che ha esordito con delle infrastrutture chissà, ha esordito con il problema della sanità, che ha poi tutto il territorio alla fine, perché anche le dichiarazioni del DG Benazzi, che è stato riconfermato e che abbiamo fatto anche i complimenti, la dice lunga, perché la prima battaglia che dovrà fare, che ha detto sono le liste d'attesa, devo azzerare le liste d'attesa. Allora, sindaca Maccarone, come vede questa donna, ecco questa che anche è una persona per bene, detto anche dagli esperti, una persona anche competente, non hanno messo una qualunque o perché la segreteria ha deciso che andava quello per vari motivi. Prego sindaca. Certo, ma infatti qui il tema è chiaramente politico perché ha vinto una parte rispetto a un'altra, però sappiamo che le amministrative a qualsiasi livello si giocano moltissimo sulle persone e quello fa la differenza. Quando riesci ad individuare la disponibilità di una persona riconosciuta dal suo territorio e con competenza e determinazione, poi la gente sceglie chi dovrà amministrarli, per cui guardano a questo. Ed è significativo il fatto che lei abbia parlato subito di sanità, di salute dei cittadini, perché questa è un'emergenza, ma non è un'emergenza solo in Sardegna, è un'emergenza ovunque. Lo sappiamo che anche da noi ormai tutti lo toccano con mano, è diventato un problema enorme riuscire ad avere appunto la visita, la prenotazione, avere degli esami, tutto ciò di cui un cittadino ha bisogno. E sappiamo che questo comporta il fatto che molti che non se lo possono permettere rinunciano o attendono, ma magari con delle problematiche che invece richiederebbero interventi urgenti. Oppure te la paghi e molti vediamo che crescono come funghi le proposte private in questo campo. Io penso che sia davvero una sfida nazionale, ma è fortissima anche in Veneto. Noi non dobbiamo perderci la sanità pubblica perché poi non riusciremo a ricostruirla. È un qualcosa che ci caratterizza e che dobbiamo difendere con i denti, metterci le risorse necessarie e anche l'organizzazione necessaria. Io guardate, ho una figlia che vive all'estero in Europa, è vissuta in Belgio, adesso è in Olanda, mi dice: mamma, io non ho niente di garantito, io mi devo pagare l'assicurazione per qualsiasi cosa e se voglio qualcosa di decente devo pagare. E questo lei mentalmente non era abituata, ma per dire che noi l'abbiamo sempre data per scontata perché ci caratterizza come Italia, ma oggi la stiamo sgretolando per una serie di motivi che vanno analizzati. Sappiamo che una delle materie più importanti che hanno già oggi in capo le regioni è proprio la sanità e quindi già oggi è una partita che devono giocarsi le regioni nel loro territorio e anche in collaborazione tra loro e con il livello nazionale. Quindi io sono molto d'accordo, ecco, con questa nuova Presidente, che poi ha parlato anche di altre belle tematiche. Lei ha parlato molto di giovani, per esempio. Tra le prime cose che ha detto io voglio, riferita alla sua regione, che ci siano opportunità per i giovani. Ma questo, ripeto, anche in questo caso vale non solo per quella regione. Anche in Veneto sappiamo che molti giovani se ne stanno andando. E questo è un problema che va affrontato, va compreso e va affrontato creando le opportunità
che questi giovani che se ne vanno hanno bisogno di cercare, e quindi avere maggiore stabilità sul lavoro, avere dei trattamenti dal punto di vista anche del tipo di guadagni che possono ottenere. Noi sappiamo che purtroppo in Italia tante volte, non dico che siamo quasi allo sfruttamento, ma prima che un giovane raggiunga la stabilità ce ne vuole. Grazie, questo... veramente molto chiara Maccarone. Sentiamo come commenta Guido Bertolazzi, invece, che è capogruppo Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Treviso. Le parole della sindaca Maccarone. Io parto da un presupposto, no? Quando si perdono o si vincono delle elezioni si fanno sempre delle riflessioni in base al risultato. Quindi in Sardegna il centrodestra ha perso il presidente. Grazie a Dio abbiamo mantenuto, aumentato i consensi, però certamente una riflessione occorre farla. Poi quando si tolgono i panni del politico e si vestono quelli dell'amministratore, il discorso cambia. Quindi non posso che non essere d'accordo quando la neopresidente parla di sanità, parla di giovani, penso che qualsiasi buon amministratore oggi rivolga la sua attenzione su questi che sono problemi reali. Parlavamo anche prima del futuro dei giovani, prima della trasmissione, quindi vestendo bene i panni dell'amministratore c'è da augurarsi per tutti, anche per il centrodestra che sarà all'opposizione, quindi sarà uno stimolo per chi dovrà governare la regione, ma sicuramente c'è da auspicare che effettivamente riesca a portare avanti dei programmi che vadano, non dico a risolvere, ma perlomeno a provare a risolvere queste problematiche che sono certamente ovunque, problematiche che sono molto attenzionate anche dal centrodestra, perché sono problemi reali che viviamo. Ha parlato anche di energie rinnovabili, bisogna stare molto attenti, ecco, la sostenibilità è molto importante. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Di politica oggi si deve anche non parlare, perché la politica oggi è un affare per i politici, perché i politici adesso sono tutti impegnati, chi ha vinto questo, ha vinto quello, ma il 50% non è andato a votare. Cosa hai vinto? Cioè uno che ha il 20, uno che ha il 30, uno che ha il 7, Forza Italia col 7% ha dato ministri, gli ha messo il popolo. Ma cosa siamo io a dire? È vergognoso, perché tutti quanti, Forza Italia è qua, con la Lega, con Fratelli d'Italia, che non ha niente in comune come partiti, solo perché perdono le carriere. E ora cosa ne mi cerca di dire chi ha vinto? Non ha vinto nessuno, abbiamo perso tutti, perché questo discorso, ma perché il 50% delle persone non va a votare, che è sbagliatissimo. Dopo i politici, ve ne sentono pochi da salvare, ma è rimanenza, pensa solo alla sua carriera, al suo stipendio, mi dà 800 euro al mese di pensione, mi dà 7.000, 8.000 al mese. Come questo qui entra nelle braghe di un povero disgraziato che ne dà 500, che non sa se pagarsi le medicine o mangiare. È una vergogna. Ma dai, bisogna vergognarsi. Chi fa le robe per la povera gente, non godinto lì, va in giro i parifaroni del mondo. I uomini come gli altri, morimmo tutti, scienziati. Ma dai Mirella, è vergognoso, di tutti i problemi che abbiamo, grandi, della povera gente. Guarda, signora che è molto fiera, che non mi ricordo il nome, De Mattia, ma da fare che sia giusto, da rimandare il processo fra un anno. Ma non è vergognoso, è molto stio sul lavoro da 19-20 anni, e anche via basta di attivo, di farsi proprio, bisogna, andiamo tutti in piazza davanti al tribunale, ma a migliaia di persone, a 20.000 persone a volta. È vergognoso, a parte il lutto che ha. Grazie Rinaldo, devo andare avanti, se no non ce la faccio.
Comunque grazie della telefonata, delle riflessioni. Allora Sindaca, come commenta questo numero impressionante di persone che non va a votare? Certo che gli esempi che abbiamo avuto non è che siano tanto allettanti, specialmente anche in Parlamento. Guardate che i giovani sono molto attenti. E chiedo anche a lei, Sindaca, io sono dell'idea che sarebbe ora di far votare i sedicenni. Io sono convintissima, perché forse inizieremo anche a responsabilizzarli di più, a far capire che forse anche loro devono capire che la politica è importante, perché non c'è niente da fare, la politica che gira quello che è la manovra anche italiana in tutto e per tutto. Prego. Intanto l'ascoltatore che ha chiamato solleva un problema reale e sono pienamente d'accordo, cioè oggi è un grave problema questo continuo calo di partecipazione a tutte le tornate elettorali, tanto più quando questo calo arriva anche ai livelli amministrativi, perché magari alle politiche è più accentuato. Adesso vedremo le europee, che sono un prossimo appuntamento che abbiamo. Magari alle amministrative solitamente il cittadino partecipa un po' di più perché è più vicino al suo territorio, ma in realtà anche qui stiamo vedendo un calo importante di partecipazione. Questo ci deve interrogare. Questo significa che la politica non è vista come qualcosa di serio che affronta i problemi della gente, come diceva appunto Rinaldo, mi sembra si chiamasse. Per cui ci si deve interrogare su questo, perché il cittadino vede solo il lato della politica che cerca il proprio interesse, mettendo poi insieme tutti, e come sappiamo non è da fare mai un calderone, mettere dentro tutti e tutto, però poi quando il cittadino vede che i problemi non vengono risolti, questi sono poi i sentimenti. Sui giovani può essere che anticipare il voto possa essere una novità che magari li coinvolge. C'era stata questa proposta qualche anno fa, l'aveva fatta qualcuno. E in generale però, che siano i sedicenni o i diciottenni, la politica non li interessa, non ne vogliono sentire parlare, si fa veramente fatica a coinvolgerli. Le fermo un secondo, Sindaca, perché abbiamo Maria da Mogliano, se no mi cade la linea. Vai Maria. Ciao a tutti. Io mi riferisco a Marisa, alla tua introduzione riguardo alla violenza domestica che ho anche subito. Allora parliamo di politici che non rispettano il sentire dei cittadini, ma neanche le forze dell'ordine, perché io ho denunciato ai carabinieri del paese per una violenza domestica, ma non sono intervenuti, anzi si sono rivolti alla psichiatria e 15 medici, politici o anche forze dell'ordine solo perché credo nella reincarnazione e perché non ho accettato l'obbligo vaccinale over 50, io ho 62 anni compiuti e quindi diciamo che è un po' in generale questo non ascolto. Comunque io vi seguo e grazie, lascio spazio agli altri. Ciao Maria, grazie veramente. Maria ha fatto le riflessioni. Il problema è quello che ho detto prima, Maria, adesso sentiremo sia Bertolazzi che Maccarone. Il problema è che non abbiamo le leggi, ma non vengono applicate nella maniera giusta. Questa è la verità. Abbiamo ancora la donna che deve essere allontanata da casa con i figli e l'uomo rimane nella propria casa. Perciò io lo dico sempre, trauma su trauma. Il braccialetto elettronico viene messo proprio in extremi. Ma allora Bertolazzi, qua bisogna pure iniziare a risolvere questi problemi, perché avete sentito, ho fatto la denuncia, ma minimamente non sono stata ascoltata. Perché? Perché funziona così, l'abbiamo visto, sentito, denunce, non una ma 3-4, poi massacrata e uccisa da botte. Prego. Ma io penso che ci sia un problema di mentalità che è antico e ancora permane e un'escalation che è dovuta a una mancanza di pene adeguate e di vera incertezza della pena che viviamo qua in Italia. Di mentalità perché penso che un esame di coscienza dovremmo farlo tutti, ma non dobbiamo scandalizzarci se solo quando qualcuno fa la battuta veramente pesante contro la donna. Dovremmo tutti noi cominciare a meravigliarci anche nelle battute che consideriamo banali, quasi quotidiani. Cioè, quanti di noi ci
si scandalizzano, riprendono uno che dice te piangi come una femminetta, comportati da uomo. Cosa vuol dire comportati da uomo? Cioè, quindi vuol dire che c'è un problema di mentalità nelle radici ed è quello che ma dobbiamo cominciare a combatterlo da lì. Cioè, se uno mi dice comportati da uomo, io gli devo rispondere, ma che differenza c'è tra comportarsi da uomo e da donna? Allora, c'è proprio un retaggio antico che va aggredito da lì, non alla fine nello stadio quando si arriva alla battuta violenta o al comportamento violento in confronti della donna. E poi c'è il problema generale della sicurezza. Qua in Italia c'è l'incertezza della pena. Quindi anche nei confronti della donna va benissimo che venga fatto tutto quello che serve, le panchine rosse, tutte le cose dopo il fatto. Ma dobbiamo lavorare prima del fatto, cioè dobbiamo mettere anche nella condizione che qualcuno sa che se tiro 2 pugni e mando all'ospedale una donna, finisco in galera. No che mi mettono a 10 metri di distanza col braccialettino. Cioè. Vladimiro da Rovigo, poi continuiamo. Bertolazzi se no cade la linea, vai Vladimiro. Grazie, ciao Mirella. Volevo fare una domanda alla sindaca di Campo San Piero, se mi può dare una risposta, se posso avere la risposta, no? Sul problema della sanità pubblica. Allora, personalmente sono favorevolissimo alla sanità pubblica e ben distribuita nel territorio, cioè la sanità deve essere un diritto non garantito, sicuro, cioè non deve essere il minimo dubbio. Come dire, fare una domanda, si sente spesso parlare di 2 ospedali di Roma, l'ospedale Gemelli e l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, che sono entrambi ospedali privati. Io non ho mai sentito nessunissimo parlare in modo negativo di questi 2 ospedali e neanche non ho mai sentito nessuno mettere come problema la sua esistenza, no? La loro esistenza. E allora mi viene la domanda, ma per capire, perché a volte, come dire, resta un po' disorientato. Supponiamo che questi 2 ospedali, l'ospedale Gemelli e l'ospedale Bambin Gesù, fosse qua in Veneto, 2 ospedali privati, sarebbe visto come una cosa negativa o positiva? Cioè, è possibile che qualcuno che possa essere un luogo, un'istituzione che stabilisce in maniera chiara come prototipo quale che è la forma della sanità giusta per il territorio, anche in termini di percentuali pubblici, privati, di che tipo di ospedale o di che servizio può dare il privato, mentre quell'altro deve essere del pubblico e via. Perché, insomma, mi chiedo se l'ospedale Gemelli e l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, che sono privati, fosse qua in Veneto, sarebbe una cosa positiva o negativa? Cioè, non so se rendo l'idea della mia domanda, se riesce a darmi una risposta, la ringrazio molto. Buongiorno. Grazie Vladimiro, prego Sindaca Maccarone. Sì, grazie della domanda. Allora, non stiamo dicendo che il privato è male e tutto ciò che deve essere tutto 100% pubblico. Ogni territorio ha anche la sua storia, ci sono strutture che sono nate storicamente per qualche motivo e sono validissime. Se io guardo al Veneto abbiamo soprattutto strutture pubbliche, cioè io penso a ospedali pubblici che hanno dei livelli di prestazione altissimi. Se guardiamo adesso il nostro territorio dell'Ulce Euganea per quanto riguarda la provincia di Padova, abbiamo gli ospedali dell'Alta Padovana, Campo San Piero per quanto ci riguarda, Cittadella, e poi in Bassa Padovana abbiamo Schiavonia, e poi c'è Padova dove c'è l'azienda di Padova che fa cose eccellenti a livello nazionale e oltre. Sono un patrimonio da difendere, cioè non c'è il bisogno di un ospedale privato che faccia ciò che fanno queste ricordiamo, Sindaca Maccarone, il professor Gerosa, perché va ricordato che io ho avuto ospite anche 2 volte, spero che venga anche la terza, che ha fatto il trapianto di cuore, cuore fermo dei 20 minuti, già ricordiamole queste eccellenze che abbiamo, e se è stato fatto nel pubblico, non nel privato, attenzione che la grande operazione va fatta nel pubblico, ecco, ricordiamo. Prego, assolutamente Sindaca. Di eccellenza, esatto, sono d'accordo con lei.
Allora, sentiamo anche Bertolazzi, ecco, anche il voto ai sedicenni, poi diamo la parola a Antonio da Padova, prego. Ma io lo vedrei anche positivo, anche perché i ragazzi di 16 anni oggi sono molto più maturi, per esempio, rispetto a quelli della mia generazione, e anche perché forse sono costretti ad affrontare problematiche o comunque a vedere il futuro con meno sicurezza di quella che abbiamo noi. È anche un ricambio politico, può essere che vengono un po' stimolati, no? Soprattutto, ma vengono coinvolti, perché se oggi ci domandiamo perché è difficile parlare di politica con i giovani, riuscire a condividere con loro delle soluzioni, delle problematiche, è proprio perché li abbiamo tenuti lontani. Coinvolgendoli di più, molto probabilmente facciamo un ricambio sicuramente generazionale, ma anche porteremo dei giovani già coinvolti nel momento in cui dovranno affrontare le problematiche che riguarderanno loro, perché qua dobbiamo ricordarci che i veri problemi li avranno le generazioni giovani di oggi. Abbiamo Antonio da Padova, vai Antonio. Pronto? Antonio? Pronto? Eccolo qua, vai Antonio. Mirella, buongiorno anche al sindaco e anche va bene, buongiorno a tutti e due, a tutti e tre. Io, Mirella, volevo fare un attimino, deviare un discorso sull'ambiente. Sì. A me delle volte, sai che io quando compro online perché non ho tempo di andare in giro e le robe che vedo in internet me le compro online. Quando vi guardo quando guardo la posta online vedo che nel costo c'è anche una particella che dice una quota per la CO2. Ma scusa, io pago una quota per la CO2 perché diciamo che un camion magari emette CO2 e poi sento qua sempre su internet che vengono tagliati 500 larici per costruire una pista bob. Ma io quando andavo a scuola mi dicevano che le piante, gli alberi creano ossigeno, cioè si alimentano della CO2 e ti danno ossigeno. Io non capisco perché in Italia si segano piante. Le piante li hanno segate anche per il G5, per la 5G. La 5G, che è una nuova segnale internet praticamente, le piante magari interrompono questa 5G, vengono segate piante per ogni roba. Però lo Stato, Dio santo, lo Stato mi fa pagare una tassa perché io produco CO2. Ma io sono nel ciclo naturale, io produco CO2, la pianta che è vicino a me assorbe la CO2 e mi crea ossigeno. Ma io dico, ma c'è qualche cosa che non va in questo paese? Non lo so, c'è qualcosa che funziona? Buongiorno e grazie. Grazie anche a te Antonio per aver sollevato questo problema. Sai quanto sta a cuore a Mirella questi soldi che vengono spesi per un'elite invece di dare risposte a questi diversamente giovani che non riescono neanche più a curarsi. Io oggi ho il Banco Solidale aperto in provincia e so di cosa parlo. Pensate, come dico sempre, che devo dare gli omogenizzati agli anziani che non hanno neppure la dentiera e non vogliono neanche più mettersela. La depressione che regna sovrana, la solitudine. Per fortuna che ci sono questi banchi solidali e io ringrazio tutto il mondo del volontariato che veramente sta cercando di mettere le pezze dove la politica non arriva o non vuol sentire. Avete sentito l'anziana che ha chiamato, che mi ha chiesto di pagare la bolletta perché lei non ce la fa assolutamente. Ecco che devo chiamare i sindaci per vedere come funziona questa cosa. Ieri sono dovuta portare la borsa della spesa a una signora che non ha un centesimo neanche per prendere l'autobus. Ha detto: mi hanno dato la casa il sindaco, ma adesso cosa faccio, Mirella? Non ho niente da mangiare. Niente, non riesco ad arrivare al banco perché non riesco a prendere neppure l'autobus, nessuno mi accompagna, allora abbiamo dovuto con i volontari andare a portare la borsa della spesa. Ma le sembra normale, sindaca? Anche qua i sindaci, adesso io capisco, sindaca, che non avete la bacchetta magica, per l'amor di Dio, e non potete risolvere tutti i problemi, ma è possibile che questa persona sia a casa senza niente da mangiare in frigo e tutti se ne fregano?
Cioè non riesco a capirla, c'è qualcosa che non mi torna. Poi se vado, perché io vado sempre dal sindaco, non vado dai servizi sociali, io vado dal sindaco o dalla sindaca perché sono responsabili della salute dei loro cittadini e molte volte mi dicono ma è una rompiscatole. Dico ma scusa, ma lascia perdere, ma l'hai ascoltata? Sai qual è il problema, indipendentemente che te l'hanno descritta come una rompiscatole? Perché quando protesti vai subito dalla parte del torto, vanno a cercare quello che non c'è o che sperano di trovare. Ma intanto ti do da mangiare oppure ti indico la strada, la parrocchia, un qualcosa. Siamo 7.000 associazioni di volontariato, ma se non arriviamo da queste persone come non ci fossimo, è inutile che ci vantiamo che numero che abbiamo di volontari se poi troviamo l'anziano morto in casa o solo. Sbaglio, sindaca Maccarone? Allora, diciamo che il sociale è un altro enorme argomento a fianco a quello della sanità che è sempre più consistente. Noi lo vediamo come comuni, intanto l'innalzamento dell'età media, quindi le tante persone sempre di più anziane, molte che si ritrovano sole e anche tante persone che hanno problemi di vario tipo, problemi di dipendenze, problemi di isolamento, veramente tanti. Guardi, è un fenomeno in crescita che richiede risposte di vario tipo. Ovviamente sono costi, ma non è solo una questione di costi, è questione anche di cercare di fare dei progetti per queste persone. Ad esempio, noi nel comune abbiamo cercato di creare una rete dove si collabora il comune e le realtà associative che, come diceva, sono fondamentali, però non devono mai sostituire il pubblico, ma sono importantissime. E creare una rete significa essere in contatto tra di noi per raggiungere queste situazioni e anche per monitorare a chi si rivolgono, perché poi insomma va compreso anche, c'è chi si rivolge agli uni, poi agli altri per portare a casa qualcosa in maniera sarebbe da aprire una bella parentesi. La fermo un secondo, sindaca, perché abbiamo Angela da Venezia. Vai Angela. Buongiorno signora, buongiorno. Buongiorno. Allora, voi siete talmente persone che fate del bene, ma sa quante persone sono che vengono a prendersi il pacco e poi lo rivendono? Lo sa questo? A me mi è successo di vedere una cosa di questo genere. Veramente sono rimasta schifata. Si vendono il pacco. Hai finito? Senza parole lei? Sì, no, io le ho le parole, adesso ti spiego subito. Allora, io ho sempre detto che non dovete fare un caglierone di tutto quello che vedete e sentite, perché se facciamo un caglierone di tutto non ne veniamo fuori. Io ho sempre detto che un banco solidale, quando dà la borsa della spesa, deve assolutamente conoscere la realtà della persona, perché ci deve essere una collaborazione, come ha detto la sindaca, tra la persona e il bisogno della persona. Quando io ho qualche sospetto, cara Angela, io chiamo i servizi sociali, non è che li faccio entrare subito perché loro si presentano con l'ISEE, con la carta d'identità, perché questa è la documentazione richiesta per accedere al banco solidale. Chiamo i servizi sociali e dico, questa persona si è presentata, ecco, chi è? Se non la conosco, oppure le mie sentinelle non la conoscono, e da là capisco se devo aiutarla o non aiutarla. Che poi ci siano delle persone che vendono, che buttano la roba perché le vediamo, non c'è mica da stupirsi di questo. Però ce ne sono tante altre, cara Angela, che se non ci fossero questi banchi solidali morirebbero di fame, te l'ho accennato prima. Allora tu non puoi dire ci sono, certo che ci sono e ci saranno sempre, ci sono anche quelli che non pagano le tasse e sono miliardari. E allora cosa c'entra?
non dovete sparare nel mucchio perché io ho visto che una persona ha buttato via un pacco. Prova a vedere quante persone, chiedi anche alla sindaca e anche a Bertolazzi, quante persone invece si rivolgono ai servizi sociali che se non ci fossero bisognerebbe inventarli, perché poi arriva il mondo del volontariato, sindaco, perché è questo che è inutile che ce la giriamo attorno, che riesce a mettere questa pezza. E allora Angela, capisci che non si può sempre dire il mondo del volontariato, c'è il buono e il marcio anche là, lo dico sempre, mica che mi vergogno di dirlo, che non tutto è così limpido e trasparente come pensiamo, anzi forse i piccoli sono ancora i più validi che ci sono nel territorio e forse stanno cercando di mettere anche un re sul volontariato visto quello che stiamo assistendo. Però non si può sparare nel mucchio, Angela, noi dobbiamo cercare di aiutare. Io ti dico, oggi ho il Banco Solidale aperto e so di cosa parlo, tu mettiti 2 o 3 ore oggi con la pioggia per aspettare la borsa della spesa che ti arrivi e l'anziano che ti chiede il pacchettino di caffè, calma calma, sparare sul volontariato. Pubblicità. Siamo con Guido Bertolazzi, capogruppo Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Treviso, e Katia Maccarone, sindaco di Campo San Piero, secondo mandato centro-sinistra. Allora Guido Bertolazzi, come commentiamo questi messaggi anche e soprattutto questa situazione di famiglie per bene, perché ripeto, al Banco Solidale non arrivano i barboni come una volta, arrivano persone per bene che stanno perdendo addirittura la casa, che non riescono più a pagare il mutuo. Ma vi rendete conto le banche che portano via, Guido ha lavorato anche in banca, perciò so di cosa e capisce cosa parlo, cioè portano via soldi e casa. No, per carità, tienti la casa, ma dammi almeno i soldi indietro che ho pagato. Cioè c'è qualcosa che non torna. Come fanno a resistere queste famiglie se non ci fosse questo mondo del volontariato? Prego Bertolazzi. Ma allora io vado oltre, direi che oggi il sociale nelle amministrazioni può funzionare proprio grazie alla presenza del volontariato, perché altrimenti anche le amministrazioni locali sarebbero in difficoltà. E sono anche d'accordo con la sindaca, bisogna fare sempre più rete per essere sempre più di aiuto e supporto a queste realtà. Ma io la riflessione la faccio sui motivi che hanno portato a questa escalation, perché noi non dobbiamo dimenticare che negli ultimi 10-15 anni i milioni di poveri assoluti che sono aumentati in Italia fanno restare a bocca aperta. E allora sarebbe un discorso ampio da fare, ma com'è che posso aiutare le persone che sono in difficoltà? Mettendole nella condizione di vivere meglio con le loro entrate. Un pensionato devo metterlo in condizione di vivere con la sua pensione. Un lavoratore devo metterlo in condizione di vivere con il suo stipendio. Soprattutto una persona devo metterla in condizione di lavorare se è nell'età di lavoro, perché questa persona tanto versa i contributi per pagare le pensioni e poi può vivere in maniera dignitosa. Quindi prima di tutto farei un discorso proprio a livello economico, perché è lavorativo. È lavorativo, certamente sì, ma mi pare che almeno nell'ultimo decennio abbiamo fatto una gara a chi soffocava meglio la piccola e media impresa, per esempio. Gli artigiani sono spariti. Gli artigiani, i commercianti, la piccola e media impresa sono la spina dorsale di un paese, e abbiamo tagliato la testa e dopo non ci può domandare perché aumentano i poveri per forza di cose. Quindi se non metto un po' di Piero da soldi... poi andiamo avanti, Bertolazzi, vai Piero. Ciao Mirella. Ciao. Buona giornata. Grazie. Allora, in un paese qua vicino, non faccio il nome, una sera il sindaco del comune ha fatto una riunione con i cittadini dicendo che hanno bisogno di volontari per varie cose, soprattutto per aiutare, ci sono molti anziani che sono a casa da soli, non hanno la macchina, non hanno niente, non si possono muovere e sono sempre lì depressi, diciamo. Io mi sono offerto personalmente per andarmi a prendere qualcuno ogni tanto e portarlo a fare un giretto tipo a Sant'Antonio, a Padova, a Monteberico, Maiana, Pastasutta, così, a spese mie logicamente. Claro. E sai cosa mi hanno risposto? Ma lei scherza, se lei prende un anziano, un signore o 2 o 3 e li porta a Vicenza, a Monteberico ad esempio, e succede un incidente stradale,
lei va nelle rogne, le mangiano da casa. Allora, che senso ha dire aiutiamo gli anziani? Chi è che ti ha detto sta roba? No, perché sono anche curioso. Chi è che ti ha detto questo, Piero? Sono mica minorenni? Cioè, un assistente, chi è che ti ha detto? Un assistente sociale. Ecco, tanto per capire. Bene, perfetto, meglio di così. Va, telefonata, ti ringrazio Piero, ti voglio bene. Sindaca, ma è possibile rispondere così? Adesso per carità, non so se è vero, se non è vero, in base alla telefonata che abbiamo ricevuto. Certo che fa pensare se le risposte sono queste. Prego, Sindaca. Sì, allora, difficile entrare nel caso perché bisognerebbe conoscerlo, sì. E non mi permetto assolutamente di entrare in questa situazione specifica. Quello che dico è che è un po' così in Italia, le garanzie sono super sviluppate, per cui è vero, poi alla fine c'è bisogno dell'assicurazione, c'è bisogno della tutela anche del volontario, perché il volontario, oltre a metterci il tempo, la disponibilità e a fare le cose con amore, diciamocelo, però poi ci sono anche gli aspetti concreti. E allora molte volte come vengono risolti? Con le associazioni che quindi sono in grado di tutelare anche la persona. Per esempio, quante associazioni abbiamo che accompagnano le persone a fare le cure oncologiche in giro per il territorio? Penso ce ne siano ovunque, anche nel mio comune ce n'è una. Hanno dei mezzi, hanno dei volontari sia che guidano che accompagnano la persona. Quindi alleggerendo anche la famiglia che ha il familiare che ha bisogno di andare con regolarità a fare la radioterapia piuttosto che altre terapie. E però è una soluzione che viene incontro anche a degli aspetti pratici, concreti, di tutela giustamente anche del volontario oltre che del cittadino. Molto chiaro. Sentiamo anche Bertolazzi come commenta questo volontariato che uno si mette e dice aspetta che sto a casa, se questo è, cioè attenzione, perché veramente invece io ti ringrazio Piero veramente per quello che volevi essere di aiuto. Prego. Allora, se è vero quanto è successo, è qualcosa che se non riguardasse dei problemi purtroppo molto gravi sarebbe a morire da ridere, nel senso che se io porto una persona a mangiare fuori con me, cosa succede se faccio un incidente? Mi condanna per omicidio, che poi sia uno che lo accompagno a mangiare perché lo voglio aiutare, o che lo accompagno, che viene con me perché siamo amici, non vedo, c'è qualcosa di anacronistico, di ridicolo in questo, mi fa... Ma io che conosco tante persone che lavorano nel sociale, conosco tanti assistenti sociali, voglio pensare che questa persona che eventualmente ha risposto così sia un caso abbastanza raro, voglio veramente sperarlo di cuore, insomma, quindi vorrei tranquillizzare questo nostro amico qua, che se ha la possibilità di far passare 2 ore serene a qualche anziano che ne ha bisogno, continui a farlo pure con serenità. Bravo Bertolazzi. Ora andiamo a vedere anche questo servizio, politica in Sardegna, elezioni, andiamo a sentire e poi commentiamo con i nostri ospiti. La nostra base sollecita molto una corsa solitaria in Veneto, specialmente in questo momento, quindi per questo vogliamo fortemente che la scelta sia condivisa e sentita unanimemente qui in Veneto. Diversamente dovremo fare scelte completamente diversa. Il risultato delle regionali in Sardegna fa tremare l'alleanza di centrodestra in Veneto. Riccardo Barbisan, vice segretario regionale, dopo un post che anticipava l'esito delle urne in Sardegna, chiuso con un perentorio imparata la lezione, fa capire che in Veneto la Lega non accetterà di fare questa fine. O si farà tesoro del caso Sardegna in fase di trattativa sul nome del candidato per il centrodestra, o la Lega, spinta dalla base, sceglierà di correre da sola. Attenzione, cerchiamo di cogliere meglio quello che pensano le persone e di offrire candidature che non sembrino calate dall'alto, che non sembrino spartizione di territorio come se fossimo a Risico. Il Risico in Veneto, terra profondamente identitaria, non funziona. A fare quadrato sulle dichiarazioni del vice segretario una pioggia di commenti sui social. Massimo Betonci, leghista doc, dice valutate i candidati, serve riflettere su Zaia. Poi il segretario della Lega in Consiglio regionale Alberto Villanova, che si dice rammaricato. Ora bisogna trarre delle lezioni. Così Roberto Mercato. I territori devono decidere loro, perché altrimenti la si vive come un'ingerenza e poi si hanno i risultati che abbiamo visto. Insomma, la Lega alza la testa ed è una levata di scudi, così Flavio Tosi ieri sera a Ring. La Lega è cambiata ed è diversa da quella
nella quale per 25 anni ho militato anch'io. Soddisfatto il Partito Democratico, che con il voto in Sardegna testa il campo largo. Per Martella, segretario del PD Veneto, è l'affondo del centrodestra. Quanto è avvenuto in Sardegna inciderà negativamente ancora nella coalizione di governo, perché io lo dico da tempo, sono molto divisi, si sono uniti su qualcosa che in questo momento appare più uno scambio, riforma dell'autonomia differenziata e riforme costituzionali, ma in realtà sono molto divisi su tante questioni. Credo che le elezioni europee saranno da questo punto di vista uno spartiacque fondamentale anche per la politica veneta. Allora Bertolazzi, si gioca in casa, come funziona qui a Treviso, come siete, tutto amore d'accordo, condividete? Ma io adesso vedevo questo servizio qua, ho ascoltato i servizi in questi giorni qua, voglio sottolineare una roba però, che il centrodestra ha perso in Sardegna e deve riflettere, perché, anzi è un'ottima occasione per migliorare, perché si impara dalle sconfitte, dagli errori, non quando si fanno le cose bene e quando si godono le vittorie, e quindi sarà necessaria sicuramente una riflessione. Poi però vorrei ricordare che insomma abbiamo perso per 3.000 voti, che globalmente i voti del centrodestra sono stati superiori. Poi io ho sentito Conte l'altra sera, il vento è cambiato, non so, non vorrei che confondesse una sbuffatina col vento. Quale Conte? Perché ce ne sono due. Conte, no, ecco. Conte, il nostro Giuseppe Conte, che dice il vento è cambiato. 5 Stelle. Movimento 5 Stelle, il vento è cambiato, cioè quello confonde una sbuffatina col vento. Tra poco ci saranno altre elezioni importanti in Abruzzo, in Piemonte, in Umbria, ci sono le europee, ci sono 3.500 comuni che andranno al voto. Dopo certamente si potrà fare un bilancio. È logico, allora io sono di quelli fermamente convinti che l'alleanza non sia assolutamente in pericolo per questo caso qua, anche perché penso che siano tutti, soprattutto a Roma, la nostra leader, della quale mi fido ciecamente, ma anche gli altri leader di maggioranza, siano consapevoli e responsabili di quanto sia fondamentale avere un governo che lavora in questo momento qua, perché di problematiche ne abbiamo parlato fino adesso. E quindi sono sicuro che certamente non metteranno in crisi il governo perché hanno perso con 3.000 voti in Sardegna. Ecco, sarà compito di tutti noi, quindi da parte nostra, da parte degli alleati, trovare sempre delle soluzioni intelligenti e di equilibrio per andare d'accordo insieme. Io faccio sempre un paragone con l'automobilismo, visto il mio trascorso da pilota gentleman. Il primo avversario è quello che è in squadra con te, perché corre con la stessa macchina e quindi ci sta. Il nemico in casa. È il nemico in casa, è logico. Poi però con l'intelligenza e il senso di dovere deve prevalere l'interesse della squadra. Ma non è Bertolazzi che stanno blindando il terzo, che sarebbe il quarto mandato di Luca Zaia proprio con queste elezioni in Sardegna, perché è chiaro il discorso, se non accettate noi andiamo per la nostra strada, il candidato sicuramente sarà o Zaia o sembrerebbe il sindaco di Treviso Mario Conte. Lei come dice come rappresentante di Fratelli d'Italia questa mattina? Ma io penso che una trattativa così delicata sarà valutata chiaramente a Roma a livello centrale, mettendo sul piatto chiaramente tutte quelle che sono i pro, i contro, i piatti da dividere, perché bisogna parlare così chiaramente. Io sono convinto che una soluzione la troveranno. Fratelli d'Italia è contraria al terzo mandato, questo è un dato di fatto. Cioè non è che cambierete idea strada facendo? Ma io, forse per la stima e per la fiducia che ho nella nostra leader, tenderei ad escludere che cambi idea, non è una persona che cambia idea facilmente. Abbiamo Leone da Tre Baseliche. Ciao Leone, scusami per l'altro giorno non sono riuscita a passare la telefonata, vai. Ciao Mirella, grazie, saluto io. Non ti scusare Mirella, che mi metti a disagio quando ti scusi, mi spiace. Allora qui ho un articolo per te. Fare volontariato è un antidolorifico? Un po' sì. Uno studio della City University di Londra e dell'Università di Harvard su circa 35.000 persone con un'età compresa fra 40 e 50 anni
indica che fare volontariato riduce la percezione del dolore fisico e proprio grazie a questo effetto analgesico consente anche di continuare a lavorare e vivere normalmente. Poi c'è, allora, antidoto contro il dolore potrebbe infatti essere fare beneficenza. Va bene donare denaro, anzi più se ne dona più aumenta l'effetto analgesico. Poi va avanti sotto, fare del bene agli altri migliora la salute mentale e cognitiva, aumenta la soddisfazione di sé e della propria vita, ha effetti positivi sul sistema immunitario e cardiovascolare. Ecco Mirella perché sei un angelo. Siamo in tanti angeli, Leone, grazie, sarebbe bella sta roba. Se fossimo tutti angeli, Mirella, seria un mondo migliore. Ce ne sono tanti comunque, te lo posso assicurare. Guardi, i miei sono là al banco oggi al freddo, ecco, sotto la pioggia, che aiutano queste persone. Ecco, vorrei che qualche politico facesse qualche giro in più. Devi dire qualcos'altro, Leone? Sì, per quanto riguarda il governo di destra, non ho ancora visto niente di destra. Allora, vedo ancora gli anziani che vanno all'ospedale, tornano a casa, trovano le case occupate. Vedo ancora anziani che vengono derubati, vedo anziani che sono sotto assedio da truffe e poi non si vede la giustizia quella che era da prima, cioè non mi sono ancora accorto che ci sia un governo di... Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone, grazie per quello che hai letto. Si fa bene fare il volontario, guarda, te lo posso assicurare, se tu vedi i volontari sono sempre sorridenti, ecco, sono come i diversamente agili, sindaca, io chiamo così perché i disabili non mi piace la parola, li chiamo diversamente agili, sono sempre sorridenti, così è il mondo del volontariato, tu entri e vedi sorrisi, non c'è niente da fare, non c'è uno, ma veramente una cosa bellissima, hanno 1000 problemi, ve lo posso assicurare, specialmente diversamente giovani, eppure riescono a trovare il tempo per fare volontariato con questo sorriso e hanno di tutto e di più in casa. Prego sindaca. Sì, infatti quando si dice, quando parli con i volontari, quello che ti dicono è sempre, è più quello che ricevo di quello che do, perché alla fine l'esperienza del volontariato, vengo anch'io insomma da quel mondo ormai un po' di anni fa, perché adesso mi sono dedicata all'amministrazione, ma effettivamente ti dà molto umanamente e ti dà modo di sentirti sì, importante per gli altri, ma in realtà alla fine ricevi quello che non pensavi, ecco, da queste persone che aiutano. Cosa ne pensa, sindaca? Devo correre purtroppo perché il tempo è già scaduto, del terzo mandato, ecco, lei proprio come persona, perché veramente i sindaci hanno tantissimi problemi, sono forse i primi, ecco, nel campo di battaglia veramente che hanno tutti i problemi. Prego. Sì, allora, sappiamo tutti che c'è una difficoltà a tutti i livelli a trovare persone disponibili ad amministrare, questo è un dato di fatto, si fa sempre più fatica a trovare chi vuole mettersi la faccia o comunque dedicarsi a questo tipo di servizio, perché alla fine è un servizio anche se è talmente impegnativo che quasi quasi si avvicina ad un lavoro, ma non deve mai essere un lavoro, è una cosa diversa. Oggi il terzo mandato sotto i 15.000 ce l'abbiamo, io personalmente ad esempio sono coinvolta, per cui proseguirò, mi propongo per questo terzo mandato. Per quanto riguarda i livelli più alti forse sarei dell'idea di non aggiungerlo il terzo mandato. Molto chiara, la ringrazio di queste parole, sindaca Maccarone, perché ci vuole un rinnovamento, anche perché sono incarichi importantissimi, non c'è niente da fare, non si può paragonare il presidente della regione con un parlamentare, ma stiamo scherzando, ma vi rendete conto il potere che ha un presidente della regione, altro che ministro, e i soldi che arrivano nelle regioni, tanto è vero che nessuno vuole andare a casa, né di destra né di sinistra, tutti vogliono mantenere, ci sarà un motivo, prima erano d'accordo sui 2 mandati, adesso non vuole da casa più nessuno, chissà perché. Abbiamo Luciano da Desenzano, via, andiamo a Brescia. Mirella, buongiorno. Buongiorno. Ospiti. 2 secondi che ci sfoghiamo un momento. Io secondo mandato quarto
l'importante è che prendono i voti. C'è un certo Casini in Parlamento, Mirella, c'è un certo Casini che ha 50 anni che è lì in Parlamento, per esempio. Niente, volevo dire altre due piccole cose. Gli studenti devono andare a studiare. Già il grandissimo scrittore e comunista Pier Paolo Pasolini diceva 50 anni fa che i carabinieri, i poveri poliziotti, sono figli dei contadini del sud. Non è che la polizia... e poi hanno manganellato anche sotto il governo Draghi. Ho visto l'altro giorno uno studente che era stato picchiato davanti a Conte che gli diceva mi avete picchiato, tra parentesi. Seconda cosa e ultima, io sono 50 anni o 55 che continuo a sentire che il PIL va andato su dal 2, dal 4 e in Italia abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa, non cambia poco, ha vinto l'ultima, Mirella, l'ultima, in Sardegna ha vinto il PD e 5 Stelle, giusto? Questi in Parlamento sono contrari all'autonomia dell'Italia, allora adesso se sono coerenti dovrebbero togliere l'autonomia alla Sardegna, che è una delle 5 regioni autonome. Vi saluto, buongiorno a tutti. Grazie Luciano. Allora Bertolazzi come commenta e come ci saluta? Beh, insomma, ha fatto delle osservazioni che fanno indubbiamente riflettere. Per quanto riguarda la prima, quella sulle forze dell'ordine, sono d'accordissimo con lui e io difendo l'operato delle forze dell'ordine in maniera assoluta e totale, e anzi mi infastidisce questa propaganda che sta mostrando in questi giorni qua, come avviene di solito, questi studenti come se fossero stati scolaretti mano per mano che andavano in gita scolastica. Stiamo parlando di incappucciati che premevano contro la polizia per andare in zone dove era vietato, che la manifestazione non era autorizzata, che stavano iniziando ad aggredire i poliziotti con sputi, cose eccetera. Cos'è che dovevano fare i poliziotti? Andare lì, dargli il buffetto e dire ai bambini andate a casa? Cioè, ragazzi, allora io capisco ed è giusto tutelare il diritto di protesta, per l'amor di Dio, cose eccetera, però ci sono delle regole e delle leggi, perché se uno ha diritto di protestare è anche giusto che i cittadini abbiano il diritto di vivere in sicurezza, non si trovino le vetrine sfondate, non si trovino cose eccetera. E poi vorrei vedere lo stesso atteggiamento di scandalo quando ci vediamo per terra dei poliziotti pestati da chi manifesta, e succede, perché è successo anche il giorno dopo della manifestazione di Pisa, dove sono rimasti feriti 10 poliziotti e nessuno si scandalizza. Allora cerchiamo di avere un po' di onestà intellettuale e pensare che la gente, uno dei primi diritti della gente per bene è quello della sicurezza. Poi ci sono tutti gli altri diritti, anche quello di manifestare, però in maniera corretta secondo le leggi. Sentiamo come commenta Katia Maccarone, prego. Perché qui non mi trovo assolutamente d'accordo, in quanto io non ho visto nessun incappucciato, nessuno che metteva in pericolo le forze dell'ordine. Siamo tutti dalla parte delle forze dell'ordine. Quelli erano degli studenti che non credo creassero pericoli a quel livello. Volevano sfondare. Diciamo che si è verificato un episodio grave, lo ha riconosciuto il Presidente della Repubblica, lo ha riconosciuto anche il Ministro, che non è della mia parte politica. Quando le cose non vanno dette. E comunque il diritto a esprimersi, a manifestare è sacrosanto, è costituzionale. Non è che è chiaro che la sicurezza va garantita, ma qui non stavano né sfondando vetrine né mettendo a rischio nessun cittadino, per cui è successo qualcosa. Allora, volevano andare dove la manifestazione era vietato che passasse. Allora, la manifestazione intanto non era autorizzata, le forze dell'ordine avevano... No, non parlatevi sopra perché sennò non si capisce niente a casa, e questo è impossibile nella mia trasmissione. Prima parla uno, poi parla l'altro. Allora, Bertolazzi. Le forze dell'ordine avevano l'ordine di non consentire l'accesso a una determinata zona,
E allora, se era una protesta pacifica e tranquilla, dovevano andare nel percorso che era loro permesso senza cercare di sfondare quello che era lo sbarramento di polizia. Cioè bisogna essere anche un po' obiettivi nelle cose. Fermo, prego, Maccarone. D'accordo, non è autorizzato tutto quello che vuoi, ma non giustifica quel metodo. Io penso che ne potessero applicare uno diverso, perché altrimenti vogliamo dire che un po' di studenti delle scuole superiori mettono in difficoltà la polizia al punto che li deve manganellare. Cioè, secondo me, questa è una sconfitta del pubblico. Allora, siccome siamo in chiusura non posso andare oltre perché ho già forato, io vi ringrazio e vi saluto, c'è un'inchiesta in corso, vedremo cosa succederà. Ecco, certo che se anche Piantedosi ha detto che qualcosa non è andato per il verso giusto, vedremo perché giustamente ci sono anche questi video che si vedranno e dopo qualcuno deciderà, visto che c'è un'indagine in corso. Io ringrazio Guido Bertolazzi, capogruppo Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Treviso, grazie Guido di essere stato qua, grazie anche a Katia Maccarone, sindaco di Campo San Piero, secondo mandato centro-sinistra, ma si candida anche al terzo mandato, grazie e pubblicità. Presento altri due graditi ospiti. Indovinate che abbiamo in presenza questa mattina? Abbiamo Dio ti salvi Perin, presidente Associazione Imprenditore Piavi 2000, assieme al professor Antonio Feletti, insegnante e ricercatore storico. Perché? Perché Perin sta facendo delle cose importantissime. Perin sta cercando di tenere a galla, sopravvivendo da solo, alle nostre tradizioni, alla nostra storia, alle nostre radici. Allora andiamo a vedere prima di tutto cosa è successo a Villa Margherita con la famosa bomba amica, bomba Cingon. Andiamo a sentire. Ecco, sono Perindo Ti Salvi, presidente del Museo del Piave, Comitato Piave 2000, come vedete, imprenditore Piave 2000. Naturalmente sono tanti anni che raccogliamo reperti storici, eccetera, soprattutto per far conoscere la nostra storia, ecco, la realtà. Qui ci è capitato, per esempio, di aver trovato uno degli ultimi reperti, bomba americana, seconda guerra mondiale, quindi stiamo parlando di una bomba che fra l'altro si chiama le bombe Cingun, una bomba amica, diciamo, lanciata dagli amici americani. Ecco, fare attenzione perché tanti non vogliono che se ne parli, perché è una bomba amica, quindi gli americani, i nostri alleati, hanno distrutto Treviso con queste 2000 bombe che hanno lanciato, 1600, salvo in precisione 1600 morti e distruzione di Treviso. Ecco, io ho chiesto alle varie amministrazioni, ancora appunto anche quelle della controparte, di realizzare un qualcosa a Palazzo di 300 o sotto, perché secondo me parlare al 7 aprile di questi morti, di questa distruzione, ma non vedere l'oggetto cos'è che ha causato sta roba, no? E qui abbiamo l'oggetto, noi ne abbiamo due al Museo del Piave e una vorremmo regalarla alla città di Treviso per essere esposta, e quindi io spero che il sindaco, adesso che l'ha già qui, praticamente non se la faccia scappare e dica di trovarci una collocazione per farla vedere. È stata, al giorno d'oggi queste bombe vengono fatte tutte brillare quando vengono trovate, quindi un unico reperto è il secondo con quello che abbiamo al museo, perché le fanno brillare, quindi scoppiano, non c'è più niente da fare. E quindi qui veniva messa questa girante, all'ultimo momento sul bombardiere i militari che erano su avvitavano questo otturatore qui, che è una cosa micidiale. Noi l'abbiamo ricreato su un disegno che abbiamo trovato tramite gli americani, che io ho lavorato dentro la base americana di Aviano, e è un coso che non può sbagliare colpo, quindi quando lanciano la bomba con l'aria, quando viene giù questo gira e fa un scibilo prima di arrivare a terra. Quando arriva a terra praticamente si ferma e salta, quindi c'è l'otturatore che la fa saltare. Quelle che noi abbiamo trovato ancora così integre avevano ancora la chewing gum
attorno qui perché fermavano questa elica che non poteva girare. Ecco, questa è una situazione che abbiamo un reparto veramente importante e la nostra espressione è di poterla per ricordare la cosa. Noi siamo delle persone che ci battiamo per i problemi del Piave, per altre situazioni, proprio per far conoscere la nostra storia, i nostri personaggi. Allora, Dio ti salvi Perin, intanto grazie di essere qui assieme al professor Feletti. Ecco, la storia è storia, le radici sono radici, però sopravvivere a questa pressione anche mediatica e soprattutto anche di questi amministratori che delle volte non riescono a capire l'importanza di quello che sta facendo Dio ti salvi Perin, perché lui anche economicamente, ecco, supporta, pulisce, ristruttura, restaura, fa di tutto e di più. Ecco, intanto mi fa piacere, ecco, aver visto anche cosa è stato fatto a Villa Margherita, perché adesso la mostra è finita, però è stato un punto anche di riflessioni dalle persone che venivano a vedere. Ecco, erano stupite, meravigliate, volevano conoscere. Prego, Salvi. Hai fatto un grande lavoro, quindi io ti ringrazio. Quindi aspettavo che il sindaco facesse un giro per vedere, perché tanto che io gli scrivo ogni anno prima del 7 aprile e gli dico vedi se si può trovare qualcosa, qualche luogo eccetera. Ho avuto praticamente tutti contro, anche dal sindaco Manillo, che lui voleva sì con il suo segretario metterla su nell'atrio del Palazzo di 300. Ma scusa, devi far vedere questa cosa, che è l'unico reperto al mondo che abbiamo qui in Italia, e questa è per capire la nostra storia. Non posso dire così. Io spero che il sindaco si faccia vivo, dica qualcosa, visto che è un bravo ragazzo, perché già dei negozi a Treviso mi hanno detto: se il sindaco non te la vuole mettere, la mettiamo noi esposta in un negozio, che la gente veda sta roba, quindi anche sotto dalla pizzeria o qualche parte. Quindi è assurdo che crearsi un muro contro muro per una cosa del genere. Io ho fatto appunto 3 monumenti degli alpini al Marco d'Aviano e a Mario del Monaco a Treviso, e questa cosa mi sembrava, visto che avevamo lì 2 pezzi al museo, che venisse portata nel posto. Ecco, questo è un po' il discorso. Quindi non è che noi vogliamo fare muro contro muro, però si dialoga, si parla. Io gli ho scritto tante lettere, ogni anno non ha mai risposto, io mando i messaggi sul telefonino WhatsApp, lui legge, però non mi risponde, non dice ma dai. Allora, oltre a questo però, questa famosa fiera di Godega Sant'Urbano, dove veramente Dio ti salvi Perin ha passato proprio il limite. Cosa porterai? Vediamo anche le foto intanto che ha mandato, prego. Ma porteremo una collezione di trattori d'epoca, la più grande d'Europa, i più grandi trattori d'Europa a vapore, ecco, locomobili a vapore porteremo. Quindi vediamo le foto, vero? Ecco, queste sono le macchine che porteremo a Godega, grazie all'amministrazione comunale di Godega che ci ha aperto le porte, quindi saremo proprio lì all'ingresso del Palafiera, e quindi niente, grazie ancora a te Mandi, al sindaco, e naturalmente avremo anche Zaia all'inaugurazione, quindi questo sicuramente farà un giro, quindi, visto che anche in passato abbiamo portato altre fiere, altri trattori, lui è salito volentieri perché vuole partecipare, insomma, ecco. Naturalmente questa cosa sarà importante se io posso leggere questa cosa, visto che adesso siamo qui a Sveglia Veneti. Esatto, ecco, io volevo dirti scusa Mirella, mi sono permesso di prendere in prestito il tuo Sveglia Veneti. Basta idiozie per campanilismo. Io leggo questa cosa che nel prossimo giornale domani viene stampata nel Piave, quindi lo trovate in distribuzione alla fiera e internet dappertutto. Io vorrei leggere queste 2 righe perché è molto importante non perdersi in chiacchiere. Basta idiozie per campanilismo del no dighe sul Piave. State scherzando con il fuoco. Sarebbe come voler eliminare i vigili del fuoco o metterli a rischio di pericoli. I serbatoi di illuminazione non sono dighe fisse, signori, come realizzate lungo l'asta del Piave nel mondo. Quindi bando alle stupidità, togliete i cartelli e informatevi, informatevi non nelle Volpiere, ma nelle università di idraulica, nella vicina Padova e nel mondo. Chi ci salva e pagherà i danni quando arriverà una possibile piena, come già avvenuto? Questo è lì.
questo è l'invito alla Fiera di Gode del Sant'Urbano, che troverà cose molto importanti. Ci sarà il Presidente della Regione Veneto, dottor Luca Zaia, all'inaugurazione sabato 2 marzo. Auspichiamo che porti buone notizie ai rivieraschi del fiume Piave e tagli a breve il nastro per l'apertura dei cantieri per realizzare urgentemente la manutenzione della provincia di Belluno, quella di Treviso a quella di Venezia fino a Jesolo. Con estrema urgenza dare il via ai serbatoi di laminazione a Crocetta del Montello ed altri paesi, perché in caso di piene storiche di 3.000-5.000 metri cubi al secondo non basterebbero. Il rischio è sempre latente, perché bastano 2 giorni di forti nevicati, e siamo proprio oggi in questa situazione nell'arco dolomitico, e successivo scirocco con forti piogge per trovarci alluvionati, molto peggio del 4 novembre 66, nelle nostre case, fabbriche, comuni, eccetera, del possibile scardinamento degli argini, murazzi a Repubblica Serenissima del 1500, da Susegana alla nervosa battaglia al mare. Ci troveremo completamente sotto metri di acqua e fango, per giorni, e in tratti del Basso Piave per lungo tempo. Quindi io direi al Presidente Zaia che sarebbe già ora, in questi giorni, vista la situazione che potrebbe essere pericolosa, di cominciare a portare i sacchi lungo l'argine del Piave dove sono più bassi, perché se viene come la piena bisogna difendere, perché le arginature sono basse e il fiume non ha manutenzione, quindi questa è la piantina che distribuiremo anche ai sindaci a Godega, quindi venite sindaci, chi non l'ha ancora ricevuta, questa piantina straordinaria del genio civile del periodo del servizio alla Repubblica, per capire i pericoli dove sono in caso di piene. Grazie. Allora, sentiamo anche come commenta il professor Antonio Feletti, insegnante e ricercatore storico, ecco, a questa storia, questi ragazzi che devono conoscere la storia, e che veramente Dio ti salvi, il Perin dovrebbe essere supportato per l'impegno, perché lui sta cercando di far conoscere la vera storia del Piave e di quello che è successo e di queste meraviglie che lui restaura, che porta, per far capire come si lavorava in tempi veramente dove non c'era niente, professore, certo. Perché adesso abbiamo tantissimo, abbiamo una tecnologia incredibile, una volta non c'era niente, eppure facevano delle opere idrauliche incredibili. Prego, professor Feletti. Sì, il mio lavoro è stato quello proprio di ricercare il periodo antecedente a quello che documenta Perin relativo alle attività agricole. Qui lui porta i trattori, io invece ho raccolto tutto ciò che era fatto a mano, cioè l'aratura con i buoi, gli aratri, quindi tutte le fasi di vita domestica e anche artigianale, e quindi la raccolta, che ho fatto una raccolta di attrezzi proprio a Godega di Sant'Urbano, ce n'è una parte, e lì avevo cominciato, e lì anzi è stato un piacere aver avuto quello spazio, perché altrimenti non sapevo dove mettere le mie cose, ecco, e lì è rimasto parte del materiale, altro appunto non è neanche visitabile, e quindi certi oggetti che li sto organizzando proprio per documentare, e raccolto tanti oggetti della vita quotidiana, ecco, siccome poi alla fiera ci sarà anche un piccolo mulino, di quelli, naturalmente, sì, che Salvi ha restaurato. Sono anche quelli un prodotto, diciamo, di un tempo, cioè sono quelli, questo qui è funzionante elettrico, però appunto io mi interesso di quelli a mano, e a mano cosa facevano? Se la macinavano in casa, e qui ho portato anche una macina, volendola vedere, ma è meglio di no. Ecco, proprio perché avveniva in casa, ma non solo con la macina, che è già uno strumento evoluto, perché il movimento è rotatorio e quindi molto semplice, sì, molto più efficace. C'era lo strumento ancora primordiale, che era o con una pietra si pestava e con 2 mani in ginocchio, ecco, nelle tombe egizie si vede proprio, c'è una bella figura di una donna che sta macinando con questo modo, sta pestando, oppure i pestelli, ecco, e che sono anche questi con movimento non rotatorio, ma si va su. Come vediamo che fanno poi sempre in Africa, vero, ecco, professore, che pestano continuamente. Sì, sono ancora usati. Certo. Ecco. Però appunto è stato portato uno strumento che si era un po' più evoluto, che era non a mano ma a piedi. Ecco, lì ci sarà appunto questo strumento
che sì, è rarissimo. Capite l'importanza di visitare questa mostra, però professor Felletti, la mia domanda è anche questo. Sì. I giovani e le tradizioni, lei è anche insegnante, come vivono i giovani queste storie, questo conoscere le proprie radici, ecco, come si lavorava una volta, gli utensili che lei ha detto che avete trovato e che veramente fanno capire quanto lavoro, quanta fatica per fare questi strumenti, però con poco riuscivano a fare tanto, adesso con tanto professore non riusciamo a fare niente. Prego professor Felletti. Sì, i giovani hanno interessi che sono lontani da quelli che aveva la nostra generazione. Io l'ho vissuto il dopoguerra, quindi che era proprio in fase evolutiva per arrivare al benessere che abbiamo oggi. Venivano abbandonate appunto tutte le tradizioni, tutte le modalità lavorative, tutte le attrezzature. E appunto io ho cominciato a raccogliere attrezzi quando ho visto che veniva buttato via tutto e dico: ma qua se buttano via tutti questi oggetti che non hanno più senso perché non servono a niente, sono una catena da camino per tenere sul paiolo, non serve, nel camino non mettono neanche il ferro per appenderla perché non si appende più niente, tanto per dire un oggetto che non è sparito proprio dalla fabbricazione, tanto per dire una cosa. Ecco, e quindi appunto dico qua, e allora mi è venuta l'idea di raccoglierli questi oggetti, di catalogarli, di creare dei percorsi. Qui ha portato anche qualcosa, naturalmente, sì, vero professore? A proposito di polenta, no? Ecco, questo il tagliere sulla quale veniva rovesciata la polenta. Ecco, perché una volta era il cibo quotidiano, anzi qui addirittura... e non si tagliava col coltello ma con lo spago. Con lo spago, esattamente. Eccolo qua. Sì. Vedete? E dopo la fetta di polenta che non veniva tagliata come una torta, ma veniva tagliata prendendo così che stava calda, perché se la taglia a torta si raffredda prima, e veniva messa la fetta, una fetta tagliata in quel modo, se la sul taglierino, ecco, metteva e magari se c'è qualcosa da usare insieme, un po' di formaggio o qualcosa, andavano a sedersi vicino al fuoco d'inverno e lì si mettevano a mangiare con questo, era il piatto, era questo. Ecco, questo qua sono due degli oggetti che insomma che anche questi non si usano più. Insomma. Però professor Felletti, la mia domanda è anche questa. Le volte vediamo anche dei filmati, specialmente da Calabria, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, dove hanno conservato questi forni a legna, dove hanno conservato queste cantine. Noi abbiamo buttato via un po' troppo presto tutto, ho avuto fare questa roba vecchia, butta via, e abbiamo buttato via la nostra storia. Ma perché allora loro sono riusciti a conservare e noi invece siamo riusciti a buttare quello che veramente era la nostra storia? Perché non conservarlo? Forse perché anche queste associazioni di volontariato, e noi a Villa Margherita ne abbiamo avuto una, la ricordo, la Pastoria del Borgo Furo, che conserva ancora per fortuna, non sono state abbastanza supportate. Cioè chi voleva conservare, come ha detto lei, non aveva lo spazio, la possibilità, l'aiuto, non lo consentono. E poi qualche politico si lava la bocca dicendo è la tradizione. Perfetto, sì. Bisogna supportare, noi siamo la tradizione. Ma quale tradizione? Prego professore. Sì, io proprio per queste tradizioni che i sindaci tanto decantavano, nel momento in cui dopo arrivavamo al dunque, io dicevo: benissimo, visto che avete tanta sensibilità, qua in questo comune, se volete potete fare un museo, magari anche del lavoro specifico che era tipico di questo. Ecco, pensavo di fare anche tanti musei proprio a tema. Comunque i sindaci alla fine dicevano: sì, va, interessante, però non abbiamo soldi, però non abbiamo tempo, però non abbiamo spazio, però non sappiamo come gestire. E abbiamo le ville venete che vanno in degrado perché... Però, quindi alla fine non si risolveva nulla. Avete capito come funziona? Questa è la verità. Nadia da Treviso, vai Nadia! Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Volevo dire al professore, io qua a casa ho una corletta, ma vecchia, poi ho un recipiente in rame a mo' di carriola dove davano lo zolfo, il solfato alle viti. E ho anche proprio la pompa
che va inserita sopra per dare il solfato, diciamo. E queste cose le tengo proprio con amore, perché a me piace l'antichità, diciamo, e anche tutti i mezzi che venivano usati dei nostri vecchi. Volevo dirvi queste cose solo. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a te Nadia e complimenti, ecco, conserva, molto importante, prego. La sensibilità di valorizzare le fatiche dei padri, perché ci si rende conto cosa voler dire fare certi lavori, quanta fatica si faceva, quanto tempo ci voleva, ecco. E appunto è per salvaguardare proprio anche queste cose, proprio per valorizzare il tempo passato, perché da quello che è venuto il presente, il lavoro dei nostri padri è preparato per arrivare. Storia è quella. E appunto adesso le pompe non sono più a zaino con la mano, però voglio dire, appunto capiamo da quello com'era il lavoro di un tempo, e fa bene avere questa sensibilità di raccolta. Infatti la mostra che abbiamo fatto a Villa Margherita Inclusiva si chiamava proprio Ricordare, vero? E lì abbiamo messo dentro un po' di tutto per far capire quanti potrebbero essere i ricordi che vanno rivalutati. Allora, Dio ti salvi Perin, com'è allora la situazione? Volevo dire due parole così sulla segnalazione che ha fatto la signora, che è bellissimo queste cose che le fanno le famiglie, però dopo quando passa appunto da padre in figlio, le cose il figlio quando vede va tutto distrutto, buttato via, ecco, quindi è bene, come ha detto il professore, che ci fossero i comuni che raccogliono i pezzi, perché da noi arrivano tanta gente e ti diceva io questo, quanti soldi mi dai? Tutto un discorso di mercanteggiare o che rimane là abbandonato, perché quando succede la famiglia passa da padre in figlio che sparisce, la famiglia va tutto nell'immondizia, insomma, con questo alla fine, perché non c'è, quindi ci vuole che ci sia l'istituzione, qualcuno che porti avanti queste cose. Sì, però scusa Salvi, quando si trovano questi reperti archeologici, e lo dico anche al professor Felletti, di migliaia di anni, centinaia di anni, sono reperti importantissimi. Allora noi dobbiamo partire proprio da quella storia là, che questi reperti valgono una fortuna, proprio ce li invidiano, specialmente il nostro bel paese, che da nord a sud, est a ovest, non sappiamo neppure che tesori abbiamo e come valorizzarli. Ma non le sembra che forse proprio iniziare dalla scuola, anche il museo nella scuola, cioè non è che dobbiamo andare a trovare chissà dove gli spazi. Io vado a fare degli intervisti negli auditorium, sono diventati magazzini, ma non che ci sono magazzini dove puoi trovare una storia, sono magazzini che non vengono utilizzati per niente, oppure dei sedie che non servono. Perché non valorizzare anche la scuola con questi utensili, con questi oggetti che sono la storia del nostro territorio, professore? Salvi, prego. Guarda, la politica qui interessa solo gli schei e basta. Io ti posso dire una cosa che mi sono battuto anni e anni, che mi batto sul giornale Il Piave, che ho scritto tanti di quegli articoli eccetera. A Boccafossa un museo straordinario fatto da Adriano Caminotto, un museo di 3 piani su una barchessa, ti dico, no? Ottenuto con i fondi europei. Da vicino hanno buttato giù quasi una scuola per rifare appunto due ampliamenti eccetera, per fare posto, no? Praticamente preso i soldi col finanziamento europeo per spostare tutta sta roba nella scuola praticamente vicina, che era libera eccetera, invece che la scuola, che tutto questo materiale che lì è abbandonato, che è decadente, la barchessa e tutto quanto, hanno fatto una mostra di arte moderna, quadri. C'è un signore che viene lì ogni 4-5 mesi e fa una mostra che dura un mese. Ma chi va a Boccafossa a vedere una mostra di arte contemporanea? E questa è la cosa. Lì vicino c'è il museo, ma dovete andare a vedere che ricchezza era. Io l'ho pubblicata e l'ho esposta lì a Villa Margherita, la tabella, per vedere tutti gli oggetti che aveva dentro, eccetera, molto ricchi. Ti dico, un grande personaggio. Adriano ha speso 30 anni della sua vita per dedicarsi a aprire il museo e tutto quanto. Ha finito tutto quanto, gli altri hanno preso i soldi, il comune di Boccafossa, e lì hanno ristrutturato tutto quanto
e lì è tutto chiuso, una volta ogni 6 mesi aprono mezza giornata e c'è questa mostra di arte contemporanea. È lì una cosa latente, grandissima mostra. Professor Feletti, come io commenta? dico anche al Presidente Zaia, controlli questi finanziamenti europei che sono ottenuti tramite la Regione, che hanno ristrutturato questi stabili e tutto quanto, con le bandiere fuori, tutto pronto, però non possono spostare il materiale da là, eppure i soldi li hanno ottenuti con tutti i documenti fotografici europei di tutti questi reparti che aveva dentro in questo museo. Professor Feletti, prego, a lei il commento. Questo qua è appunto la sensibilità che manca, giustamente partendo con i ragazzi. Io appunto ero insegnante in una scuola media e la raccolta è cominciata proprio pensando che sti giovani non conoscevano questi attrezzi. Allora con la mia raccolta pian pianino allora hanno fatto una mostra e lì ha preparato le didascalie, hanno coinvolto i genitori per conoscere i nomi dialettali, la funzione, l'uso. Quindi hanno avuto hanno fatto un'esperienza interessante e quella mostra poi... Sono anche curiosi magari i ragazzi di vedere queste cose, intrigati? Sì, rimanevano sorpresi anche di certi oggetti, non sapevano neanche che esistessero e cosa servissero, come si chiamassero, niente. Quindi ecco qua, il mio intento era quello, ho coinvolto quella volta quando insegnavo alle scuole medie, con i miei alunni questa cosa, però appunto bisogna che il comune, a quella volta addirittura c'era un sindaco molto sensibile quella volta, ma quando non c'è stato più quel sindaco... Come si chiamava? Era anche segretario della nostra scuola, forse per questo era maggiormente coinvolto anche lui. Non mi vengono i nomi. Dopo vediamo se viene in pensione. Dopo che bisogna anche ricordare queste figure, tanto perché la storia è storia, bisogna ricordare le figure che hanno dato, questo. Ricordare professor Feletti. Abbiamo Mirella da Riese Pio X. Ciao Mirella. Ciao Mirella, ciao e buongiorno ai suoi ospiti. Volevo dire che quelle cose antiche mi piacciono da morire, mi piace da morire. E pensa che qua a casa ho fatto l'anno scorso, ho ristrutturato una credenzione di, come si chiama, di legno massiccio, ma bello, tutto lavorato, l'ho ristrutturato io. Brava. Ho ristrutturato uno specchio grande, comprato a Crespano del Grappa. L'ho ristrutturato, è diventato bellissimo. Ma l'hai ristrutturato tu o l'hai mandato a ristrutturare? Io. Ah, hai capito, che brava. Grazie Mirella, grazie. Ecco, ma forse, professor Feletti, anche perché Mirella, come tante persone, anche Nadia, hanno vissuto queste cose, cioè le ricordano, sanno cosa sono, ma un giovane d'oggi che se non viene spiegato, come fa a sapere? Allora dico, ma non sono curiosi, no, perché non viene spiegato. Certo. E non sono coinvolti e non sono intrigati. Professore. Ecco, appunto, è questa la situazione. Anche le scuole, oltretutto, che potrebbero fare delle visite guidate ai musei, hanno costi di visita, tra una cosa e l'altra gli insegnanti dicono è un impegno per noi. Insomma, ci sono una serie di motivi per la quale alla fin fine neanche gli studenti più di tanto vengono coinvolti. E qui è un giro vizioso che non se ne viene a capo. Ecco, mi ricordo appunto a scuola che qualche museo andavo a visitarlo con i ragazzi e oltre a quello che stavamo facendo noi, che appunto che alla fin fine le raccolte oltretutto io le facevo che dovevano essere parlanti, nel senso che tu ti rendevi conto del divenire di un mestiere partendo dalla materia prima fino al prodotto finito, la polenta partendo dal campo fino alla tavola. Ecco, quindi uno si rendeva conto che bisognava seminare, anzi arare, seminare. Proprio tutto il percorso, diciamo. Tutto il percorso ecco, questo qua per me era il criterio. Mi scusi professor Feletti, ma non dovrebbe essere una materia scolastica la tradizione? Ma dobbiamo renderci anche conto che se siamo diventati grandi, belli, buoni e bravi è merito anche a queste tradizioni, a questi creativi che con niente riuscivano a trovare delle cose veramente, fare delle cose meravigliose, ma con niente. Salvi, ecco, queste tradizioni che soprattutto quello che cerca di farle sopravvivere non è rispettoso
rispettato, non è supportato, e poi i politici, specialmente in campagna elettorale, perché adesso ci siamo, sveglia Veneti, dicono le tradizioni, guai a toccare le tradizioni. Sì, Ciappio, prego Salvi. Ecco, se venite a Godega, e quindi è una fiera unica nel suo genere perché è aperta a tutti, non costa niente, quindi potete venire quando volete, il sabato che c'è inaugurazione, domenica e lunedì. Quindi abbiamo Adriano, per esempio, nel nostro stand che ci ha dato appunto il vice sindaco, che organizziamo praticamente con un mulino, abbiamo delle persone che portano i grani di mais, di biava, diciamo noi in dialetto, no? Che macinerà praticamente questi chicchi e farà la farina. Quindi un sacchetto che potete portarvi a casa, quindi naturalmente non è che potrà farne migliaia. Ecco, vediamo anche le immagini, eccole qua. Il nostro amico qui a destra. Bravo il nostro regista lui Andrea porta Basso. Questo macchinario qua, non possiamo portare la pala del mulino perché nel camion non ci sta, è più di 3 metri quel diametro lì, se no la portavamo. Quindi il mulino e lui ci prepara la farina. Voi nel sacchetto che vi darà potete andare a casa e farvi la polentina. Queste, ecco, quindi sapete che c'è quella gialla e quella bianca. Allora quella bianca, bianca è più nel trevigiano e friulano, mentre quella gialla è padovano, vicentino, ecco perché c'è questa. Naturalmente attualmente troverete più appunto biava gialla, perché nei campi che viene messa bastarda praticamente la bianca, quindi qua da noi quasi è sparita la bianca, causa che la gialla la mangia, insomma, ecco questo qua. Quindi a Godega, quindi ci sarà Adriano che potete vedere con questi appunto frantoio eccetera, ci sarà appunto Antonio qui Feletti con altre macine, quelle a mano eccetera, su un banco e quant'altro, vedete. Poi c'è una cosa importante, la Coldiretti a Godega nel loro stand, vedete sfruttare il nostro stand, quindi abbiamo dei personaggi fantastici, sono venuti giù a prendere una locomobile, quindi una macchina a vapore, quelle piccole però che una volta in giro c'erano nei paesi, insomma, che dopo i contoterzi andavano a lavorare, quindi o per far girare col ciglione la trebbia o altri attrezzi che servivano appunto nell'AIA. Quindi vedrete una foto straordinaria che abbiamo visto anche ieri, come erano le famiglie un tempo nei borghi, quanti bambini, 20-30 bambini, ma una cosa, tutti che lavoravano, tutti in festa, che battevano appunto il grano, quindi vedete una cosa straordinaria. E cominciavano ad avere manualità. Esatto, ma quello che ha fatto gli organizzatori del Coldiretti è una cosa straordinaria. Sono venuti giù a prendere una macchina a vapore da noi, quelle che erano qui che giravano nel territorio, e Ruggine è trovata ferma lì da un secolo quasi, diciamo, ecco, l'abbiamo recuperata e viene portata lì, la troverete nel stand a Coldiretti, e faranno fare a tutte le persone che vengono, ai bambini eccetera, hanno preparato la carta vetrata eccetera, di cominciare a lucidarla per prepararla come quelle che abbiamo fatto noi vicino. Ecco, questa è una cosa straordinaria. Vedete come sta vivendo l'emozione di Otisalvi Perin, lo vedete? Abbiamo Francesca in linea. Ciao Francesca. Pronto? Sì, buongiorno, pronto. Adesso sono Francesca Bassetto di Coldiretti Treviso e Dio ti salvi mi ha rovinato la sorpresa, ma insomma giustamente è nata da lui, quindi poteva dirlo. Allora voglio dire un paio di cose. Innanzitutto ringrazio l'imprenditore e il professore, perché in vari momenti ci hanno prestato, il professore ci ha prestato l'anno scorso un mulinetto a pietra che è diventato l'attrezzo del momento, quindi tutti hanno voluto provarlo, tutti hanno capito la fatica, il peso, l'uso di questo preziosissimo strumento. Perin ci ha prestato una macchina da esposizione a dicembre e, come ha appunto descritto, in Fiera a Godega avremo questa magnifica macchina a vapore per l'alimentazione delle trebbie e di tutti gli altri macchinari sull'AIA, che invitiamo tutta la popolazione
a collaborare a questo agricoltura.0, perché è proprio sotto di zero, insomma, restaurare nel nostro piccolo. L'importante è che ci sentiamo proprio tutti partecipi di questo progetto che è tenere viva la memoria, tenere alta l'attenzione su tutte le tematiche, e ci diamo appuntamento sicuramente a Godega. Ringrazio, ripeto, tutti per il contributo che hanno dato, e vorrei, perché non so se non ho seguito bene, vorrei che Perin parlasse anche del progetto di portare in un grande museo all'aperto e al chiuso, cioè di far diventare patrimonio comune di tutte le persone, con un accesso anche, insomma, semplice, non soltanto quando la scuola ti porta in gita, ecco, l'enorme patrimonio tecnologico e anche manuale, aggiungo, che ha in deposito e di cui si prende cura. C'è un museo nel nostro futuro, Dio ti salvi. Intanto ringrazio tutti. Grazie. Francesca, scusa, rimanga in linea con noi un secondo. Com'è la storia qui trattori a Bruxelles, anche qui da noi? Ecco, dove siete arrivati e qual è l'obiettivo da raggiungere? Prego, Francesca. Sì, guarda, non voglio rubare la scena, tranquilla. Stiamo parlando di altro. Sicuramente il tema è caldo oppure fresco a seconda dei punti di vista, e ci sono molti punti all'ordine del giorno. Noi come Coldiretti siamo presenti soprattutto nelle sedi istituzionali, dove ci proponiamo di portare a casa dei risultati che permettano economicamente alla nostra agricoltura. Siete speranzosi comunque, Francesca? Prego? Siete speranzosi di raggiungere l'obiettivo? Assolutamente, lavoriamo sempre per quello, rallentando o accelerando, lì dobbiamo arrivare, o si parte dall'agricoltura o non si parte da nessuna parte. Ecco. Sono perfettamente d'accordo. Grazie della telefonata a Francesca, che rappresenta la Coldiretti Treviso con questa telefonata. Allora, Dio ti salvi, l'importanza anche di avere queste associazioni molto importanti al fianco non è da poco, perché veramente la Coldiretti è un numero uno. Prego. Beh, sì, sono un po' emozionato, diciamo così, quindi... emozionato, Dio ti salvi, che bello, ma che non è mica da vergognarsi, emozionarsi, l'hanno detto qua i miei ospiti, perciò è bello vedere emozionare le persone. Vedo, professor Feletti. Allora diamo la parola al professor Feletti in attesa che Dio ti salvi si riprenda. Ecco, l'importanza anche di quello che ha detto Francesca, di partecipare, di essere uniti, di fare squadra, ecco, perché la tradizione sopravviva. Prego. Certo, appunto si dice, no, il modo di dire, sì, l'unione fa la forza, perché da soli non si fa nulla, se non bisogna avere gente anche che collabori, che ami quel che sia consapevole, che si interessi, che conosca. Ecco, quindi questo qui è una cosa appunto molto difficile, che giustamente attraverso la scuola più di tanto non si riesce a fare, però è il fondamento del convivere. Sa però, professor Feletti, la mia idea qual è? Perin lo sa molto bene, quella che sto facendo io cercando di raggiungere l'obiettivo, che è quella di fare l'unione, la forza. Ecco, per avere forza bisogna avere i numeri, perché tu quando vai davanti ai politici, se hai i numeri vieni ascoltato, se non hai i numeri non vai da nessuna parte. Può essere il più bravo, il più buono, il più intelligente, il più innovativo, non gliene frega più di meno. E questo l'hanno dimostrato anche queste manifestazioni dei trattori. Quando hanno visto il numero di trattori che si stava spostando, fermi tutti, cambiamo, ritorniamo a rivedere le regole. Ecco, forse è quello che manca tra associazioni, l'unione. Bisogna unirsi, bisogna fare forza, bisogna avere i numeri per andare al dibattito. O sbaglio, professor Felletti? Sì, l'obiettivo appunto bisogna che sia comune, condiviso, e anche cioè, sentito in prima persona, coinvolgere tanti, ma noi diciamo tante teste, tanti tribunali anche, no? Non perché importa. ognuno... ma dopo ci deve essere quello che tiene la barra dritta, bisogna no? trovare appunto... Che può essere Dio ti salvi Perin, con le associazioni che lo seguono.
la Coldiretti ha capito l'importanza, finalmente dico io, di quello che sta facendo questo imprenditore, che potrebbe fare benissimo qualcos'altro, però lui si è impegnato con la tradizione a recuperare queste meraviglie. Rivediamo anche le foto per cortesia, dico al nostro regista, perché così anche le spieghiamo. Allora, sei ripreso? Bene, perfetto. Allora partiamo ancora. Stiamo per partire su questo giornale, lo trovate il Piave, per un progetto industriale, quindi a Susegana abbiamo acquistato un terreno da 93.000 metri quadri, che non è piccolo, in zona industriale e commerciale. Lì facciamo un stabilimento nuovo per la Perin Generator, e quindi generatori che vanno in tutto il mondo. Faremo appunto un museo importante e una cantina. Ecco, questo è il progetto, e io spero che ci dia l'autorizzazione al più presto il sindaco Montasà di Susegana per realizzare questa opera. Cosa stiamo vedendo qui? Questa invece è la chiesetta dei Broi di Farra di Soligo, che abbiamo lavorato moltissimi anni qui con Don Brunone, purtroppo quel parroco un po' ostacolato, e questo qua per esempio è il comandante austro-ungarico che aveva lì il comando a Farra di Soligo, e abbiamo un sacco di storie anche qui. Difatti abbiamo realizzato, abbiamo offerto 10 totem che sono stati inaugurati ancora dal sindaco precedente Nardi, che ricordano santi e personaggi. Questa invece è un'altra tragedia dimenticata, che la ricordiamo qua. Questa, se guardate su internet non la trovate, 2000 morti dei nostri tra veneti eccetera, che hanno attraversato con la nave prima della prima guerra mondiale, attraversato da Valona a Brindisi. Ecco, qui una nave affondata, 600 veneti, ecco. E questa non si sa, non si doveva sapere. Io ho riscoperto questa storia e l'ho scritta qua, perché quei sassi che vedete per terra sul monumento è ogni persona morta di Farra di Soligo. Quindi ogni paese tutto attorno al quartiere del Piave ha avuto dei morti in questa tragedia. Immaginate voi quel parroco di Colbertaldo, praticamente una immane tragedia, che però l'esercito, lo Stato ha deciso di non divulgarlo. Quindi immaginate lì nel fondo del mare ci sono i nostri avi dentro in quel transatlantico lì. Ecco, queste sono cose purtroppo, ma tantissime altre cose che noi troviamo, la gente non le sa. Questa è la situazione, e quindi è difficile cominciare se non c'è una persona che si dà da fare, che racconta, che scrive, perché anch'io sono messo in alcuni giornali, diciamo così, dei media eccetera, e mi invitano, mi dicono: "Oh, tu sei persona importante eccetera, ti vogliamo nella commissione scientifica del nostro giornale eccetera". Allora mi invitano a tutta la cosa. Allora io contento, comincio a mandare comunicati di queste cose che organizzo eccetera, cestinano tutto. Purtroppo viene scritto solo, dopo il direttore controlla gli articoli e viene tutto cestinato, quello che riguarda la cultura eccetera. Capite? Allora non si può andare avanti in questa maniera qua. Questa è la situazione, quindi grazie a te Mirella che diciamo certe cose che gli altri non lo sanno, se no... E noi andiamo avanti. Allora, professor Felletti, molte persone la stanno ascoltando, cosa vorrebbe dire anche a queste persone, a questi genitori, magari anche a questi nonni, ecco, di ricercare, di vedere, di trovare, e se non, magari a loro non serve più di avvicinarsi anche alle vostre associazioni per dare questi attrezzi, perché quello che ha detto Perin mi ha fatto riflettere, nel senso che vogliono mercanteggiare, io ti do questo, però io voglio, ma se lo butti via, che non ci fai niente, non mercanteggiare, cerca invece di supportare le associazioni che cercano di far rivivere questi oggetti e la storia, perché anche questo dobbiamo dire, professor Felletti, prego. Certo, ma le generazioni sappiamo che c'è un vallone in mezzo al modo di vivere e di pensare, quindi ecco che diventa difficile anche per i genitori. Non hanno più gli esempi in casa, perché una volta la famiglia era allargata, c'era ancora il nonno, gli oggetti che c'erano venivano messi in soffitta e li trovavi tutto, non si buttava via niente. Adesso non c'è l'uso e il riuso fino all'abuso, che dovevi proprio non restava niente di quel che avevi, era tutto prezioso. Ecco, quindi è chiaro che è difficile trovare il modo per unire, per fare. Certo, se i genitori sono i primi poi che non pensano di trasmettere, a parte il fatto che i figli dicono: ma queste robe sono robe di un altro mondo e noi siamo nel nuovo mondo qua, è tutto
Quindi ecco qua. Però se non rimangono le tradizioni e le storie con questi oggetti, magari attraverso anche i musei, come dice lei, non serve mica fare dei musei, anche dei piccoli musei. In realtà vediamo su ogni paese che hanno la possibilità, ecco, di avere degli spazi da mettere queste cose. Fare anche dei percorsi itineranti sarebbe bellissimo, ma perché non si riesce a capire l'importanza di queste tradizioni, degli oggetti che rimangono e rimarranno se veramente vi lasciano a rifarli rivivere? Prego. In molti paesi, per esempio in Francia, in Austria, in Germania, musei ce ne sono tantissimi. E anche proprio musei etnografici, musei, anche non so, il museo del paracadutista, museo, cioè a tema, perché in quel paese c'era un paracadutista famoso, allora oppure il museo fabbricavano qualche oggetto, musei specifici a tema. Io questa cosa l'avevo anche cercato di divulgarla, contattando sindaci, perché non occorre avere un edificio enorme e mettere tutto. Facciamo una cosa e fai anche un itinerario dei musei. Non serve mica che ci sia un solo museo. Quindi diventa un modo anche per le persone di entrare in contatto. Perché, professor Feletti, lei ha detto una cosa importante, ha detto anche i ragazzi, però c'è un abisso tra la storia e quello che è la contemporaneità. Però se noi riusciamo anche a trovare e intrigare anche 5 o 10 ragazzi, è già una vittoria. Certo. È già una vittoria. Ma se noi iniziamo proprio a far fare questi percorsi itineranti, a farli vedere, toccare con mano, intrigarli, ti piacerebbe capire, non capire. Cioè dobbiamo anche parlare con questi giovani, prego. Sì, certo. Appunto la situazione, per parlare, i genitori non so quanto lo facciano, ecco, ma io ho visto anche i miei figli dicevano, ma papà, vedevo che portava a casa degli oggetti vecchi, ma anche rovinati, perché chiaramente erano una storia, sono Professore, vissuti. devo chiudere perché purtroppo dobbiamo chiudere prima, ma purtroppo perché c'è una emergenza veramente di piogge e di maltempo che sta arrivando, ormai l'ora è scaduta con i miei ospiti, perciò io ringrazio Dio ti salvi per India, è stato con noi, saluto anche il professor Antonio Feletti, insegnante e ricercatore storico, andiamo in diretta col nostro direttore Luigi Baccialli perché il maltempo sta imperversando e sono molto preoccupati. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie.